Buongiorno, il nostro appuntamento odierno di Carsiana si svolge fuori da Carsiana. Oggi siamo a raccolta di piante. Perché per un giardino botanico? Beh, questo è fondamentale perché le collezioni di un giardino botanico, soprattutto un giardino botanico come Carsiana, dove le specie sono autoctone, cioè appartengono alla flora che possiamo ritrovare in natura, in Carso, in questo caso le nostre collezioni talvolta si depauperano o comunque abbiamo bisogno, soprattutto per uno scopo fondamentale per i giardini botanici, i fini della conservazione della flora, di riuscire a raccogliere altri esemplari in modo da rimpinguare le nostre popolazioni e di aumentare la biodiversità genetica delle specie che poi, attraverso varie fasi di riproduzione e ripropagazione, riusciremo a, nostra intenzione, portare in natura per ripristinare ambienti depauperati. Per fare questo abbiamo bisogno di raccogliere le specie o la specie prescelta con l'intero apparato radicale in modo tale da metterla correttamente a dimora nel giardino botanico. Tutta la flora regionale è protetta, non è possibile raccogliere con l'intero apparato radicale, ma per finalità di questo tipo abbiamo un'apposita deroga per la raccolta delle singole specie. Cosa hai visto? Genziana, tergestina. Ottimo. Era proprio quello che stavamo cercando. Sì, ottimo. Non l'unica. È già sfiorita, perché ovviamente è una specie primaticcia che quindi fiorisce fino a inverno, inizio primavera, però penso che riusciamo a raccoglierla. Ma per la raccolta andrà benissimo perché una volta che hanno passato la fioritura si stressano di meno. Poi in questi giorni ha piovuto bene, per cui il terreno è ricco d'acqua, le piante idratate, quindi i trasferimenti saranno meno impattanti per le piante che raccoglieremo. Ottimo, allora procediamo. Bene, adesso sto cercando di estrarla con una zoglia intera in modo da preservare al massimo le radici e creare meno stress possibile. Il fatto che nella zoglia ci siano anche altre specie oltre alla nostra specie obiettivo cambia niente, perché alla fin fine comunque sono specie che sono coerenti con appartengono alle landa carsica. Bene, sembra che il lavoro verrà a regola d'arte. Eccola, quindi nel pan di terra ci sono più esemplari, c'è anche qualcos'altro, ma come dicevamo prima va bene lo stesso. In questo modo abbiamo un volume sufficiente da non aver disturbato le radici in maniera significativa, quindi l'attecchimento in giardino è pressoché garantito. Pulsantilla. Potremmo raccogliere anche questa è un frutto ormai, e come dicevi prima è il momento adatto. In giardino purtroppo questa specie sta avendo delle difficoltà, abbiamo 1 o 2 esemplari, quindi potremmo effettivamente rimpinguare la nostra collezione. La zoglia è meglio prenderla un pochino più larga, le pietre si sentono molto rapidamente, però non sono molto superficiali. Eccola, è venuta proprio molto bene, vedi? Bella, bella, ottimo. Ricordo che questa specie è una specie protetta, è presente nella lista delle specie protette a livello regionale e la sua raccolta è consentita con deroga alla legge solamente per finalità scientifiche o appunto conservazionistiche, come in questo caso. Oggi siamo in compagnia del maresciallo Roberto Valenti del Corpo Forestale Regionale in servizio presso il Centro Didattico Naturalistico di Basovizza, che ci sta aiutando a trovare i siti idonei per la raccolta delle specie e in particolar modo oggi ci accompagna all'interno della riserva naturale regionale della Varosandra. Il nostro obiettivo di oggi è raccogliere
raccogliere un esemplare o anche due di questa bellissima specie, Genista holopetala. È una specie endemica nord-illirica che è presente in Italia solamente in questo punto, in Varosandra, e poi è presente nel resto, in alcuni punti nelle Alpi Dinariche. È una specie, appunto, come dicevo, endemica, e per questo è inserita negli allegati 2 e 4 delle direttive Habitat. Trattandosi di una specie protetta, non è possibile ovviamente raccogliere la pianta e nessuna delle sue parti, e per farlo è necessario ottenere una deroga dal Ministero dell'Ambiente, e per ottenerla è necessario delineare un progetto che sia legato ad aspetti di conservazione, che viene tra l'altro valutato dalla Società Botanica Italiana. Genista holopetala è una specie che cresce in mezzo ai sassi, dentro le rocce, ma qui siamo stati, presumo, piuttosto fortunati perché abbiamo trovato una tasca di terra, e quindi scavando delicatamente credo dovremmo essere in grado di riuscire a tirarla fuori con un discreto gruppo di radici, e quindi sì, fare in modo che il trapianto poi abbia successo. Eccoci, ci abbiamo messo un po' di tempo, ma alla fine siamo riusciti ad estrarre la pianta. In questo caso il termine estrarre è il termine esatto. Vai. Bene, e dopo questo intervento sul campo abbiamo raccolto le piante, ora di corsa a Carsiana per metterle a dimora.